anno sempre ci troviamo il 18 e 19 marzo nella cooperativa Virginia a rappresentare la tradizione delle tavolate di San Giuseppe, perché per loro è molto importante. Io sono la signora Michele Antonina e ho il ruolo di operatrice. I nostri utenti per noi sono familiari, perché tutto quello che noi facciamo per loro lo facciamo con amore, affetto e ci crediamo anche in tutto quello che sviluppiamo. La nostra è una comunità alloggio per disabili psichici, operiamo su tutto il territorio del distretto sociosanitario di 38 e abbiamo anche la possibilità di ospitare con il nostro centro diurno. Si sta ripetendo l'attività della tavolata in onore di San Giuseppe. Siamo stati inseriti all'interno del circuito cittadino con le altre 14 tavolate che sono state realizzate sull'Ercara Friddi. Per noi diventa un momento di riabilitazione per gli ospiti della nostra struttura e anche laboratori creativi, ed è in questo percorso dei laboratori creativi che si inserisce la tavolata. Cinzia Zoom, sono la psicologa della cooperativa Virginia. Noi ci occupiamo di appunto questa comunità alloggio per disabili psichici e in generale ci occupiamo di attivare dei percorsi di riabilitazione per le persone con disabilità, sia per i nostri utenti che anche per altra utenza che può gravitare nei nostri servizi. Il nostro servizio si sviluppa insieme a tutte le altre strutture del territorio, in particolare al DSM con il quale lavoriamo in sinergia, e il mio ruolo è proprio quello di sostenere gli aspetti più psicologici, più riabilitativi, sia di inserimento della persona nella società che di recupero proprio delle proprie potenzialità, in modo da essere quanto più possibile recuperare quella funzione di autonomia che gli permette insomma di fare una vita dignitosa. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello di iniziare un percorso proprio di promozione del benessere della persona, che passa attraverso la riabilitazione anche psicoterapica e anche terapeutica in termini farmacologici, ma soprattutto proprio il recupero della persona in senso più ampio. E quindi anche la giornata di oggi ha proprio questo scopo di integrare i nostri servizi con il territorio e rendere un servizio che sia più globale piuttosto che soltanto di comunità alloggio, cioè di permanenza in una struttura fine a se stessa. Io sono Amalia Furnari, sono un operatore. Quest'anno abbiamo organizzato questa festa e lo facciamo più per coinvolgere i ragazzi, per farli stare appunto tutti insieme a collaborare, e quindi il nostro ruolo è questo. Io sono Concetta Palazzolo, il nostro ruolo è rendere i ragazzi felici, sereni e che stanno bene il più possibile. A noi questo già ci rende orgogliosi. Sono operatrice Kunzari Allela, lavoro qua da poco, perciò per me è una cosa tutta novità per me e mi piace molto tutto. Spero che tutto va bene, per me e per gli altri pure. Auguri a San Giuseppe, perché l'onomastico
di mio padre. E ci mando un auguri particolare a mio padre e a mio cugino Gio dell'America. A me mi chiamano a Capone. C'è una grande festa a San Giuseppe. Le operatrici hanno lavorato da 5 giorni che lavorano. È una grande festa e c'è una bella tavolata.